È stato recentemente presentato al presidente della Regione del Veneto Luca Zaia il libro bianco sulla Montagna Veneta, iniziativa dell'Unione Artigiani e Piccola Industria di Belluno e di Confartigianato Imprese Veneto, che offre un'analisi di grande respiro in grado di definire in modo chiaro lo status della montagna, o meglio delle montagne venete, in corrispondenza dell'intero territorio regionale. L'Unione Artigiani credo protagonista per questo nuovo millennio, con un documento importante che, come ho avuto già modo di dire, non vuole sostituirsi al mondo della politica, non vuole sostituirsi alle altre associazioni di categoria, ma credo che un'associazione importante come l'Unione Artigiani e Piccola Industria di Belluno avesse il dovere, e l'abbiamo dimostrato, di presentare un documento significativo di contributo alla società civile bellunese e in particolar modo al governo regionale, perché possa attuare quelle norme di semplificazione, di sburocratizzazione che sono estremamente importanti per l'economia montana e per le imprese della montagna veneta, in particolar modo per quelle bellunesi. Allora, come si articola la ricerca? La ricerca consta di 3 parti. Una parte di analisi del sistema normativo attorno ai territori montani nelle regioni italiane, una seconda parte invece del carattere assolutamente innovativo, misura attraverso 27 variabili il livello di sviluppo della montagna veneta e lo confronta con la media veneta, rispetto alla quale la montagna si colloca in una posizione di inferiorità. E la terza parte? Una serie di enunciati normativi che riguardano sia la legislazione regionale, sia quello che può fare la Regione Veneto per le sue montagne nei confronti dello Stato per ottenere particolari condizioni di autonomia, nel caso specifico nella materia della tutela dell'ambiente. Ma vediamo di approfondire quest'ultimo aspetto. Dall'indagine che abbiamo condotto su dati che sono tutti contestualizzati al 2010, la montagna bellunese esce chiaramente come un'area di maggior svantaggio rispetto a tutte le altre aree montane che insistono sulle rimanenti province venete. È vero che la provincia di Belluno è in realtà anche l'unica provincia che ha tutti i comuni classificati come comuni montani, anzi per la precisione 68 comuni sono interamente montani, ovvero il 100% del territorio è classificato per altimetria, pendenza, eccetera, come territorio montano, e un solo comune è parzialmente montano. Peraltro quest'unico comune ha l'85% di territorio in area montana e il 99%